Sul problema dell'astensionismo, io lo metto così in maniera molto semplice. Ma voi pensate che questa marea di gente che va in cerca del lavoro, che il lavoro non lo trova, che il lavoro lo perde, che quello che ha è precario, che gli stipendi sono sempre più bassi, che ha una difficoltà di vivere quotidiana, come si pone di fronte alla casta, al burocrate, al politico di mestiere che si appresta ad andare in regione a prendere i 10.000 euro? Perché deve votare? Perché deve partecipare a questa grande kermesse? Se verso questa gente non c'è niente, non c'è una riflessione, non c'è un po' di umanità, di comprensione per i grandi. E questo poi si traduce in assenteismo anche. Questo non è un compito. Per chi perde il lavoro, subito, diminuzione delle addizionali comunali e regionali, sospensione delle tasse sulle immondizie, tariffe agevolate per trasporti, spettacoli, piccoli segnali, piccoli scellini, ma cose concrete. Che può fare l'amministrazione comunale? Ecco perché quando parliamo di lavoro noi parliamo, può fare l'amministrazione comunale. Vedete, questa crisi sta cambiando il nostro modo di vivere. Non è solo una crisi finanziaria e economica, è diventata anche una crisi sociale, una crisi dello stare assieme. Terminata la grande epopea, la grande illusione dell'inclusione individuale, dove ognuno di noi da solo poteva scalare la vetta della società, addirittura l'operaio poteva giocare in borsa con lo stipendio, no? Il valore era diventato tutto. Oggi vediamo che il crack ci ha permesso. Quindi quando questa crisi diventa una modificazione dei rapporti tra le persone, si capisce che per uscire da questa crisi bisogna rilanciare un nuovo modo, una nuova visione di società. L'altro giorno dicevo, per affrontare la crisi bisogna affrontare il mercato, ha bisogno di fiducia. Ma il mercato non costruisce fiducia, il mercato la brucia. È il territorio che crea la fiducia, è il rapporto delle persone all'interno del territorio, nella comunità, nella solidarietà quotidiana, lì crea la fiducia della riscossa o dell'affrontare le difficoltà nella vita. Questa fiducia poi si trasforma in 20 euro all'ipermercato, ma là si consuma la fiducia, è nel territorio che si crea. Ecco perché è indispensabile avere un'amministrazione attenta non solo ai problemi economici, veri, sportelli l'impresa che assume, ma attenta a riannodare i fili di fiducia, a rimettere insieme le persone, a dare un senso della comunità, perché da qui si parte e si può affrontare il problema. Quindi, vedete, questo è un po' l'elemento, diciamo, di riflessione che io vorrei portare in un'iniziativa fatta in occasione delle elezioni comunali, perché poi sul lavoro, sulle dinamiche ci vorrebbero, possiamo anche riprendere il ragionamento, ma partire dal lavoro come disgregazione, la mancanza di lavoro come modificazione sociale, come necessità di un'amministrazione comunale dove la gente si ritrova. Vedete, questa amministrazione ha avuto il commissario. C'è stata la grande crisi della Pansac fulminata dal padroncino che se l'è mangiata a fuoribordo e a squadre di calcio. Questi lavoratori avrebbero avuto bisogno di un amministratore vicino che conosceva le loro famiglie per rappresentarli, per aiutarli
nei confronti, con le organizzazioni sindacali, con l'azienda. Non c'era. Cioè noi abbiamo bisogno anche di una figura istituzionale, di un sindaco, che sia attento ai problemi del lavoro, che sia vicino, ma non solo con le chiacchiere, che li segua, che li porti a Roma, che metta insieme i sindaci del territorio, che faccia trattative con la regione, con la provincia. I lavoratori, la gente ha bisogno che il sindaco torni a essere la figura che tiene assieme una comunità, che la rappresenta e che mette anche gli strumenti amministrativi per difenderla. Questa è la nostra idea sul lavoro. Tutto qua.